Motogiro per la sicurezza delle due ruote tra Mestre e Mira in programma per domenica. Lo scopo dell'iniziativa è di sensibilizzare cittadini e centauri sulla sicurezza stradale e sull'uso di barriere sicure. Infatti saranno donati al comune di Mira circa 3 metri di fascia protettiva da applicare al guardrail. La terza fascia ha un'innovativa protezione in grado di attutire l'urto contro la barriera e sarà la prima installata in tutta la provincia. Il primo Motogiro mestrino è pronto a partire dunque proprio nella giornata conclusiva della seconda settimana della sicurezza stradale delle Nazioni Unite. Prima di tutto è una data fondamentale perché è l'ultimo giorno di un'iniziativa fatta a livello mondiale sulla sicurezza stradale, quindi il 12 maggio si conclude la seconda settimana organizzata dall'ONU sulla sicurezza stradale. Il programma si sviluppa tra Mestre, Marghera e Mira. Il corteo di centauri sono già più di un centinaio e c'è ancora tempo per iscriversi, partirà alle 10:30 da Piazza Ferretto e punterà alla volta di Mira. L'evento è promosso dall'Associazione PASAV di Venezia, con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Venezia, Federmoto e dai comuni di Venezia, Mira e Quarto d'Altino. Questa è una delle manifestazioni più importanti della sicurezza stradale che si svolgeranno quest'anno in provincia di Venezia. Oltre a coinvolgere appunto la comunità di Mestre, coinvolgerà anche la comunità di Mira attraverso un motopassaggio, ma un po' tutti i motoclub della provincia di Venezia saranno interessati da questa importante manifestazione. Oltre a questo, noi come provincia di Venezia abbiamo sempre auspicato una forte integrazione tra le attività delle varie associazioni e da quest'anno anche dei commercianti alla sicurezza stradale, mondi che sembrano apparentemente distanti ma in realtà molto collegati tra di loro. In un tempo in cui i soldi pubblici sono pochi è necessario che tutti convergano per questo tipo di iniziative. La giornata non è rivolta solo ai bikers, ma anche ad appassionati e curiosi. Infatti saranno esposte una ventina di moto d'epoca, storiche e rare, in piazzetta Matter, piazzetta Pellicani e via Palazzo e vi rimarranno per l'intera giornata. Non mancheranno inoltre stand informativi sulla sicurezza stradale. Nel pomeriggio poi tutti in sella per tornare in Piazza Ferretto, dove ci sarà la premiazione del concorso vetrina in moto. In 10 negozi della città, infatti, disseminati nei pressi della piazza, sono state collocate 10 moto d'epoca. Moto vetrine l'abbiamo un po' sposata perché volevamo comunque lasciare qualcosa di carino a Mestre, visto che noi poi ci spostiamo. Infatti, oltre alle vetrine che ormai da una decina di giorni dei negozi, dei commercianti del centro di Mestre espongono questi pezzi esclusivi, direi, oltre che storici, ne verranno allestite altre 2 mostre, una in piazzetta Mater e una in piazzetta Pellicani in modo statico per tutta la giornata di domenica. Inoltre alcune moto storiche parteciperanno anche al Motogiro ed altre verranno esposte nella villa, quindi siamo riusciti a coinvolgere anche con una buona risposta anche i commercianti della città di Mestre.